Presidente, cresce l'entusiasmo attorno all'Akragas, comincia la stagione, domenica l'esordio in Coppa Italia contro il Licata all'Esseneto. Oggi è una grande festa, speriamo, auspichiamo che questa festa continui anche nel campo perché ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato. Noi, la società, Deni, tutti quanti abbiamo fatto oggi il nostro passo, adesso spetta i risultati per dare soddisfazione, emozione a questa città, a questi sportivi, a questi tifosi che oggi accalcano questa piazza tifando tutti Forza Akragas. Che esordio domenica in casa contro il Licata in Coppa Italia. La prima è abbastanza pesante, abbastanza dura, ma ci riscatteremo e saremo sempre pronti a sudare la maglia tutti quanti, società, squadra, allenatore, per dare soddisfazione a questa città che ha tanto bisogno di godere. Oggi in piazza Navarusella tantissimi tifosi. Sì, grande festa, sbalordito io nel vedere tutti questi tifosi che ancora tifano questa squadra all'interno di questa compagine societaria. Grazie veramente a tutti. Roberta Lala, cresce l'entusiasmo attorno all'Akragas, questa sera la presentazione ai tifosi, domenica l'esordio in Coppa Italia contro il Licata. Esattamente, vedo che i tifosi sono tanti, questa piazza è piena, questa piazza non è stata scelta a caso per la presentazione dell'Akragas. Siamo a piazza Ravanusella, grazie ai ragazzi di Scaro Café, è una piazza che si addice all'aggregazione, all'integrazione, all'inclusione. L'Akragas ha dei progetti che riguardano l'integrazione e andremo avanti poi ad esporli. Finalmente ci siamo, a breve inizia il campionato, giorno 1 Coppa Italia, giorno 8 la prima di campionato fuori casa. Sono contenta del lavoro che ha svolto la società, abbiamo scelto dei ragazzi che hanno delle individualità forti, ma che hanno da subito saputo fare gruppo e questo l'abbiamo potuto vedere nelle amichevoli che si sono disputate nel mese di agosto. Quindi adesso si andrà avanti, spero che ci saranno tanti tifosi, che la Agrigento calcistica possa sostenerli. Io ho tanta fiducia in questi ragazzi e quindi che possano giocare ogni partita come fosse l'ultima, con grande entusiasmo e grinta, non lasceremo nulla al caso. Tanto entusiasmo, però noi soprattutto sia staff tecnico che palco giocatori dobbiamo cercare di farlo aumentare. Come possiamo farlo aumentare? Cercando di dare sempre il massimo, cercando di iniziare subito bene in questa partita. Sappiamo che è un derby sentito da parte di tutti, ci stiamo preparando bene, i ragazzi sono consapevoli dell'importanza della partita. Cresce, come detto, l'entusiasmo intorno all'Akragas, tanti tifosi questa sera a sostegno di una fede, a sostegno del gigante. Quali promesse possiamo lanciare ai tifosi biancazzurri? Allora, l'unica promessa che noi possiamo fare, e mi prendo la responsabilità, è che la mia squadra uscirà sempre sudando la maglia. Questa è la cosa principale. Non molleremo mai un centimetro e ovviamente vogliamo regalare tante soddisfazioni sia alla società, vogliamo regalarci tante soddisfazioni noi, ma soprattutto vogliamo regalare tante soddisfazioni ai tifosi. Direttore Cammarata, cresce l'entusiasmo intorno all'Akragas, stasera tanti tifosi a sostegno del gigante. Sì, c'è tanto entusiasmo, siamo contenti che la gente si sta così vicina. Noi quello che possiamo promettere è che daremo sempre il massimo per renderli felici ed orgogliosi della propria squadra. Domenica che esordia in Coppa Italia in casa contro il Licata, le sue sensazioni quali sono? Ma le sensazioni, è una bella partita, una partita sentita da entrambe le tifoserie. Sono convinto che sarà una festa di sport e noi ce la metteremo tutta per regalare la prima gioia ai nostri splendidi tifosi.